sentenza che risponde ovviamente al ricorso fatto da 4 regioni, la Puglia, la Campania, la Toscana e la Sardegna, e la Corte risponde con 107 pagine, nelle quali con 52 dispositivi dà la sua posizione ufficiale, che peraltro è una posizione lineare e, mi permetto di dire, anche costruttiva. Cosa dice la Corte in questi 52 dispositivi? Dice per 25 volte, ben 25 volte, che 25 volte le questioni, diciamo, poste sono infondate, quindi 25 questioni sono infondate, quindi dice ai ricorrenti: mi avete detto cose che sono infondate, di verificare cose che sono infondate. Per 14 volte dice che circa l'incostituzionalità di alcune altre osservazioni dice che sono inammissibili, quindi 25 dice che sono infondate e 14 inammissibili, e poi ovviamente pone 13 volte la questione su delle modifiche di articoli della legge. Molti articoli restano della legge, tipo il 5, il 6, il 7, restano sostanzialmente fatti salvi, non c'è nessuna modifica, l'8 ha una piccola modifica e così via. Ma cosa dice la Corte in queste 13 osservazioni? Dice, ad esempio, invece di parlare di funzioni dovete dire specifiche funzioni, invece di parlare di materie o ambito di materie dovete dire specifiche funzioni. Quindi la Corte punta, diciamo, sull'errore, fra virgolette, o sulla modifica da fare e propone già la soluzione come modifica. Direi che è assolutamente un lavoro costruttivo, e quindi a tutti quelli che si dannano e sperano che l'autonomia sia saltata sappiano che adesso è sufficiente che il governo faccia queste modifiche con le indicazioni, fra l'altro, di una sentenza che, mi permetto di dire, sembra quasi l'istruzione per l'uso, e quindi potremmo assolutamente fare anche veloce. Nel frattempo noi continuiamo a lavorare perché, come dice la Corte, invece di chiamarli ambiti di materie o materie, parleremo di specifiche funzioni, che è più corretto, ma il risultato non cambia, che si lavora per l'autonomia.